Eder. Mac. Pallister. Lily aveva paura del buio, tanto che in corridoio avevo messo delle lucine così da fare luce di notte. 3 domande per risolvere il mistero della morte di Liliana Resinovic. 1. Dove è stata Liliana nei 20 giorni di allontanamento volontario? 2. Qual è il contenuto della telefonata di 16 minuti tra Claudio Sterpin e Liliana? 3. Qual è la provenienza dei molti contanti presenti in casa Visintin? Liliana era perfettamente a conoscenza e complice del marito? Ne beneficiavano entrambi? Io ho sempre sostenuto il fatto che lei si sia portata la bottiglia d'acqua, forse non con l'idea di suicidarsi, ma con l'idea di nascondersi, di trovare magari un posto dove riflettere, dove pensare. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.